Un elemento in più, quello del riconoscimento di città europea del vino per questo territorio che già si è affrancato come territorio di riferimento sia per la produzione che per la bellezza dei suoi paesaggi. Credo che anche questo riconoscimento si aggiunga a quelli che sono gli elementi che condurranno, mi auguro entro breve, ad ottenere da parte dell'UNESCO anche il riconoscimento del patrimonio dell'umanità. I sindaci stanno facendo la loro parte, le amministrazioni stanno facendo la loro parte, i 15 comuni che partecipano a questo progetto da oggi si dotano e si fregiano anche del cartello stradale che avrà la durata dell'anno di titolarità di questo riconoscimento ed era giusto partire da qui. Il comune di Refronto è un simbolo, lo è per mille cose, per la bellezza del Molinetto della Croda, lo è anche perché è nell'ambito dei 15 comuni della DOCG il comune dimensionalmente più piccolo e quindi era giusto che si partisse da qua e da qui si possa proseguire durante l'arco dell'anno con tutte quelle attività che sono previste, che tra l'altro inizieranno fra qualche giorno, ormai l'1, il 2 e il 3 di aprile, con l'Assemblea europea delle città del vino o l'Assemblea delle città del vino d'Europa. Sicuramente il Molinetto è un luogo che non è simbolo solo dei 15 comuni ma di tutta la Marca trevigiana per la bellezza paesaggistica, un riferimento anche dal punto di vista turistico molto importante. Questo è un risultato positivo non per Refrontolo ma per tutto il territorio della DOCG, dei 15 comuni che faranno sempre più squadra in quest'anno e come abbiamo detto prima che ci siamo salutati fra sindaci è un territorio che va valorizzato perché è un territorio di grandissimo valore culturale, valore anche di paesaggio e valore poi per i prodotti che abbiamo e che sono unici.